Buongiorno, Luca Crepaldi della Voce Rovigo, Rovigo in diretta. Siamo con Riccardo Masin, presidente del Parco Colli Euganei. Allora, siamo qua per presentare il diario che verrà distribuito tra gli alunni delle scuole elementari anche della Bassa Padovana. I Colli Euganei, uno dei partner principali, come intervengono in questa iniziativa? Beh, questa è un'iniziativa lodevole che è arrivata alla terza edizione. Io partecipo come presidente per la seconda volta, già l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo. È un'iniziativa che va a coinvolgere un po' quelle che sono le famiglie e quindi di conseguenza i ragazzini, ma soprattutto le famiglie del nostro territorio, con la consegna di questo diario che dà un po' di consapevolezza di quello che è la propria origine, perché effettivamente i ragazzini sono nati in questo territorio, ma soprattutto dà la consapevolezza di quella che è la biodiversità e soprattutto la sostenibilità ambientale. Un termine che comunque nell'ultimo periodo è stato molto inflazionato, che viene utilizzato in tantissime occasioni, ma penso che andare a colpire le giovani generazioni e di conseguenza anche le famiglie sia un obiettivo, e l'obiettivo delle istituzioni è proprio questo, è proprio promuovere il nostro territorio tramite le giovani generazioni, che sono coloro che poi avranno il futuro in mano e dovranno portare avanti tutti i temi più importanti del nostro territorio. Certo, un territorio che sta facendo sinergia, il Parco dei Colli Euganei, il nostro Parco del Delta del Po, ma poi non possiamo neanche più dire nostro, siamo tutti insieme in una famiglia unica. Infatti un altro elemento importantissimo è proprio la collaborazione che si è instaurata soprattutto negli ultimi 2 anni con tutti i parchi, ma soprattutto per quanto riguarda il Parco Colli, col Parco regionale del Delta del Po e quindi con il collega Gasparini, perché effettivamente abbiamo tantissime cose in comune. I territori sono completamente diversi perché noi abbiamo un territorio più che altro collinare, montuoso, con delle tipologie, delle peculiarità che loro non hanno, però effettivamente è un connubio che si lega benissimo, e dopo la distanza che è molto limitata, quindi stiamo parlando di circa un centinaio di chilometri, permette poi che ci sia questo interscambio prima istituzionale, poi culturale e soprattutto di carattere turistico. Infatti il turismo per noi 100 km sembrano tantissimi, invece chi viene dall'estero, che è abituato a fare molti più chilometri, è un passo veramente veloce arrivare dal Parco dei Colli Euganei al Parco del Delta. Sì, ma soprattutto non è solo una questione di mobilità che deve essere fatta con i mezzi, quindi con i mezzi pubblici oppure con le proprie automobili, ma è proprio un sistema che deve essere creato anche per la mobilità, quella diciamo così più debole, perché effettivamente se noi guardiamo bene la distanza può essere percorsa tranquillamente con tappe, e vi garantisco che sotto l'aspetto naturalistico, sotto l'aspetto storico e culturale, la distanza che ci divide dal Delta del Po ai Colli Euganei, nel mezzo c'è veramente il mondo, e quindi di conseguenza ci sono veramente tante cose da scoprire, non solo sulle aree protette ma anche sull'altra parte del nostro territorio. La ringrazio Presidente. Grazie a lei.